bravo, no? Grazie alla banda che ha introdotto questa serata. Cividale è in festa per i 10 anni dalla proclamazione di questa bellissima città del patrimonio storico e culturale di questa città, che è stato introdotto appunto 10 anni fa nelle liste patrimonio UNESCO. È una festa che comincia questa sera e che poi andrà avanti, e già nei giorni scorsi ha avuto diversi appuntamenti. E stasera ripercorreremo insieme le tappe di questi, non soltanto di questi ultimi 10 anni, nei quali anche è cambiato il modo di fare turismo evidentemente a Cividale, ma anche di quello che è successo prima, in tutto il percorso di accompagnamento fino appunto alla proclamazione 10 anni fa, il 25 giugno appunto. Allora, io però prima di presentarvi gli ospiti do la parola alla padrona di casa, al sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, che vi porta il saluto della città e comincia a farci entrare idealmente in questa serata. Prego, sindaco. Grazie a tutti e benvenuti. Un cordiale saluto da parte della città alle autorità religiose, civili, militari e a tutti i cittadini e alle persone che hanno voluto condividere con noi questo bellissimo momento. 10 anni dalla proclamazione dell'iscrizione di Cividale Longobarda, direi, nel sito UNESCO. È un progetto che è partito, come giustamente diceva il dottor Mosanghini, è partito non nel 2011, ma è un percorso che è partito già nel 2000. E questo percorso l'ho voluto condividere con voi, l'abbiamo voluto condividere con voi, chiamando proprio le persone che sono i protagonisti di questo percorso, i padroni del patrimonio, quindi i padroni di casa del patrimonio, la città di Cividale, il Monsignor Livio Carlino, che ha l'Ara di Lactis, quindi il Museo Cristiano, la sovrintendente Simonetta Bonomi, che dovrebbe arrivare a breve, è in arrivo, e che ovviamente è la padrona di casa, diciamo, del Museo Archeologico Nazionale, e il nostro tempietto longobardo, che come ho detto prima è patrimonio della nostra città ed è della città di Cividale. Ma in questo percorso tutto è iniziato con Attilio Vuga, sindaco della città, che nel 2000, forse avendo una possibilità, grazie alla regione Friuli Venezia Giulia, di acquistare il monastero di Santa Maria in Valle, ha incominciato a fare un ragionamento sul tempietto longobardo, che poi ha condiviso con il sindaco Ballock, che nel 2011, incaricato in qualità di sindaco della città, partì proprio il 24 forse, insieme ad Attilio Vuga, verso Parigi. Dopo tutto questo lavoro, effettivamente a Parigi il 25 giugno del 2011 venne fatta questa proclamazione. Non ci fu solo la delegazione di Cividale, molto importante, perché c'erano i nostri 2 sindaci che avevano condotto questo percorso, ma c'era anche la delegazione ministeriale e dal ministero giunse a Parigi, e quindi si unì alla delegazione cividalese anche un altro cividalese, l'avvocato Monai, al tempo onorevole, e da là ci venne data una comunicazione verso le 10 che l'obiettivo, il lavoro, l'impegno, la squadra che Vuga aveva costruito nel tempo insieme a tante persone aveva portato il suo risultato. E per noi fu una grande festa ed incominciò da qui il percorso poi del sindaco Ballock nei 10 anni. Quindi il decennale che oggi andiamo a festeggiare mi vede sindaco, quindi con grande onore della città. Mi ha vista presente anche comunque dal 2000 in poi insieme ai sindaci Vuga e Ballock, ma oggi ovviamente mi onoro di poter essere qui a festeggiare il decennale. Onorata ancor di più della presenza di Sua Eccellenza
il vescovo Andrea Bruno Mazzoccato, che ha voluto essere qui con noi proprio in questo momento, in questo importante decennale, e chiedo di salire sul palco e di portarci il suo saluto. Grazie, Eccellenza. Come si chiamava l'arcivescovo? Buonasera. Che ci ha dato una mano per l'acquisto, che è morto. Come si chiamava? Dottor Anzigo, perché ti ho detto che il virus non salta da qua in fondo, per cui saluto tutti, le autorità, ringrazio dell'invito. Sono venuto molto volentieri perché in questo percorso che il signor Sindaco ha appena ricordato, che ha portato a questo prestigioso riconoscimento di Cividale, la diocesi e poi specialmente la parrocchia sono stati tra gli attori protagonisti. Ecco, di questo me ne ha parlato moltissime volte l'allora parroco Monsignor Genero, attualmente mio vicario generale, e che appunto ha nel cuore anche poi proseguito da Monsignor Livio Carlino, che è qui alla mia destra. E non poteva essere che così, perché per quel che io ho scoperto quando sono arrivato in Friuli come vescovo, e ho scoperto Cividale, ahimè, prima la mia ignoranza era piuttosto deprecabile, ma ho fatto scoperte straordinarie. Credo che qui l'eredità longobardia sia una dei fulgidi esempi di come la fede e la rivelazione cristiana creino cultura e creino arte, perché qui l'arte principale è una sintesi tra fede, rivelazione cristiana e capacità culturale e artistica. E qui abbiamo il Pantocrator, per dire, con una forza evocativa straordinaria, e quindi mi pare che siamo un po' di casa in questo senso, e la speranza e l'auspicio è anche che chi viene a Cividale e contempla questa grande tradizione respiri anche questa sintesi tra fede cristiana e cultura, di cui a mio parere l'Europa ne ha urgente bisogno. Ecco, questo è anche l'auspicio che lascio a questo incontro. Grazie e buona continuazione. Grazie. Allora, in questa chiacchierata alcuni ospiti li ha già introdotti il sindaco Bernardi. Nel frattempo, buonasera, la sovrintendente dottoressa Bonomi, buonasera, benvenuta. Grazie di essere qui. Alla mia sinistra Monsignor Carlino, il sindaco l'avete ascoltata prima, e poi c'è l'assessore regionale alla cultura Gibelli e gli allora il sindaco Vuga e poi Ballo. Vuga, la prima domanda la faccio a lei, perché quando così cercavo di capire come tutto è cominciato, mi hanno raccontato che il faldone iniziale andò perso e lei con qualche chilo di carta in 36 ore andò e ritornò a Parigi. Ci racconta com'è andata? Volentieri. In piedi o seduto? Sia pure comodo lì. Ecco, allora mi hanno detto che posso togliere la mascherina, Questo sì, io lo perché faccio. così l'ascoltano meglio. Ecco, allora questo è un aneddoto che fa parte di una storia e quindi si può raccontare, ma non è la storia. E il significato è quello di un lavoro che può durare anni, che è un insieme di persone, delle sovrintendenze, dei comuni, delle parrocchie di 7 località italiane, che si conclude con un grosso dossier che viene spedito a Parigi, dove con un corriere espresso non c'è il funzionario che può firmare la ricevuta, e quindi il faldone finisce in un deposito, e da lì tutta la preoccupazione, perché si rischiava di vanificare il percorso. La conclusione però non Ma lei non era preoccupato? No, Lei ero molto preoccupato, guardi, però la conclusione è stata diversa, che siccome ci sono state chieste delle integrazioni, la volta successiva il faldone me lo sono preso io, sono andato in vagone letto, non in aereo perché sulla pancia poteva sparire, e sono andato direttamente all'UNESCO a consegnarlo, e quindi è andato bene. Ma è un aneddoto di una storia. Certo, di una storia che 20 anni dopo lunga. stiamo raccontando come è andata a finire e anche Sì. quali sono i risultati. Allora, se consente, a mio avviso, siamo parecchi, quindi non si può parlare a lungo. Il mio desiderio oggi è di ricordare
2 o 3 fatti e 2 o 3 persone che ritengo determinanti nella vita. Bisogna sempre ricordare chi ha aiutato un percorso, e io oggi desidero ricordare una persona che nell'aprile scorso ha compiuto 97 anni, è ancora arzillo, vive in Norvegia, è un cittadino onorario di Cividale, si chiama Hjalmar Torp, probabilmente il massimo studioso del tempietto longobardo. Desidero ricordarlo perché il professor Torp è stato ospite di Cividale proprio in un mese come questo, nel giugno del 2000, per una conferenza sul tempietto longobardo. E questo è stato il momento in cui mi è scattata la scintilla, quando lui mi ha fatto capire che questo gioiello faceva parte indissolubile del gioiello complessivo che è il monastero di Santa Maria in Valle. E da qui l'amministrazione nei mesi successivi si è attivata con l'aiuto della Regione per acquistare tutto questo complesso, che era già stato posto in vendita a privati. Vedo il Monsignore Decano del Capitolo che ci ha aiutato con un predecessore di Sua Eccellenza nei confronti delle Suore Orsoline di Roma, e quindi abbiamo fatto un'operazione molto complessa per ritardare una vendita già sottoscritta e per trovare 6 miliardi di lire che sono stati necessari per acquistare questo complesso. Questo è stato l'avvio del percorso. Mi fermo. Grazie, poi torniamo anche sul prosieguo di questo percorso. Gibelli, lei era a Milano e comunque ha seguito anche da lì, in un altro ruolo evidentemente, l'evolversi di questa situazione. Ce lo racconta? Ma prima di raccontarlo però chiedo anch'io la cittadinanza onoraria a questo punto. No? Vabbè, vediamo cosa le rispondono subito. Dipende dai contributi che arriveranno a Cividale. Dai contributi che sono già arrivati e quindi il pragmatismo divulga, quindi capisce. Sono a posto per i prossimi 10 anni con gli esborsi che abbiamo avuto negli ultimi periodi. No, succede che io sono stata per un breve periodo direttore generale della cultura in Regione Lombardia. Io lavoravo nel settore privato, mi fu chiesto di fare questa cosa che ho fatto a termine. Quella volta lì mi è riuscito, questa volta meno, ma sto lavorando comunque. Praticamente... È sul termine che lei, no? Dice, mi è riuscito. Allora mi è riuscito di lavorare a termine, questa volta non riesce. Sto lavorando per riuscire ad avere il termine. Pare che... No, pare che non mi faccia dire cose che sono sconvenienti, che poi non... no, torniamo alla storia. Allora, era credo l'ultima settimana di settembre, perché io finivo il 30 settembre il mio lavoro in regione e mi stavo già preoccupando di traslocare le mie carabattole d'ufficio nella mia nuova sede di lavoro, e mi dicono che c'è il sindaco di Cividale che mi vuole parlare. Lui pensava che io fossi una milanese che non conosceva Cividale, invece io conoscevo benissimo Cividale, e no, dico, perbacco, cosa succede? E mi si racconta una storia. Io chiamo immediatamente il sindaco Vuga, non ci conoscevamo ovviamente, lui scopre che io so dov'è Cividale e so che cos'è Cividale, e mi dice, a questo punto possiamo anche dire nomi e cognomi, che la candidatura è in pericolo perché il comune di Brescia, che disponeva del complesso di Santa Giulia, cioè di uno dei perni della candidatura dell'Italia dei Longobardi, aveva deciso di ritirarsi. Io mi organizzo, il giorno dopo vado a Brescia a incontrare il city manager del comune, l'assessore alla cultura, non il sindaco perché era a Roma, era anche parlamentare. Sento le cose che mi dicono, che per carità di patria non voglio ripetere, che mi dice soprattutto il direttore, no, l'assessore poverino, lui era assolutamente a favore, anzi probabilmente era stato lui non gli chiedo di confermare, a dire al sindaco Vuga che forse era il caso che mi chiamasse. Io vi dirò il motivo del fattaccio poi. Ecco,
allora sono tornata a Milano, sono andata dal segretario generale della Regione Lombardia, persona per la quale ho avuto e ho il massimo rispetto, si chiama Nicola Maria Sanese. Se la Regione Lombardia è sempre stato un modello di funzionamento si deve a quel signore lì e non al potere amministrativo. E gli spiego che siccome lui dovrà assumere l'interim, perché in Regione Lombardia non funzionava che si davano gli incarichi provvisori a dirigenti sottoordinati, come si diceva, quindi nel caso di mancanza di un direttore generale era il segretario generale che ne assumeva le funzioni, che facesse quello che voleva, ma doveva far rientrare il Comune di Brescia, perché sennò sarebbe stata una grandissima perdita per il Comune di Brescia, ma ci saremmo inimicati gli altri 6 soggetti sparsi per l'Italia che avevano aderito alla candidatura. Sanese fece cercare il sindaco di Brescia, che era anche parlamentare, che lo richiamò nel giro credo di 120-140 secondi, non di più, e gli spiegò davanti a me che cosa avrebbe dovuto fare e poi chiuse la telefonata e mi disse: risolto, avverti pure. Io avvertii, c'era un filo di perplessità, ma siamo sicuri, no, in così breve tempo, e invece cosa sarebbe successo se Brescia si fosse ritirata? Sarebbe successo che bisognava rifare il dossier di candidatura e ricominciare da capo il percorso, avendo altri competitor che si giocavano il riconoscimento, e quindi avrebbe potuto essere un'altra storia. E se fosse successo come Sliding Door, il film delle porte che possono essere girevoli, se fosse successo la settimana dopo io non sarei più stata in Regione Lombardia, ma anche se ci fosse stato un altro segretario generale in Regione Lombardia, eccetera eccetera eccetera. C'è una serie di sé che per una congiunzione astrale favorevole si sono infilati tutti per il verso giusto, donde la mia richiesta di cittadinanza onoraria. Anche perché sto litigando col mio sindaco, quindi tra un po' mi tolgono quella reale. Quindi... La porta è aperta e ben volentieri, anzi, visto anche il racconto che ci ha fatto, grazie anche alla Tiziana Gibelli, se oggi siamo qui a festeggiare, vero Vuga? Ma sapete qual era il motivo reale? Si può dirlo dopo... Dopo 10 anni, no, sì. No, 10, dopo 20 più. 16 anni. 16. Questa cosa era verso la metà del primo decennio. Il problema che era sorto a Brescia derivava dalle solite cose italiane, che Cividale si era mossa per prima, ma aveva un'amministrazione di centrodestra. E cercavamo un aggancio con una città potente sotto il profilo economico e storico, e quindi era naturalmente Brescia. La tessitura è stata lunga. Il problema è che Brescia aveva una maggioranza di centro-sinistra, e il sindaco Corsini, io mi ricordo bene che abbiamo avuto ospite poi per diversi giorni a Cividale, sotto sotto diceva: ma non capisco perché dobbiamo fare questa cosa. E anche noi abbiamo tessuto con le nostre amicizie e con alcuni corregionali che vivevano a Brescia, e qui ricordo almeno il farmacista Fornasaro che ha lavorato molto in questo senso per rendere fluido il percorso e per dire che alla fin fine la cultura non ha e non deve avere confini né separazioni politiche. È andata bene. Beh, questo è un bel esempio. Sì. Ho ancora un aneddoto, Monsignor Carlino. Cioè, lei il 25 giugno di 10 anni fa, al 22 più o meno, cosa fece? Niente, mi arrivò un messaggio da parte di Stefano che la città era passata, aveva superato l'esame ed era di patrimonio dell'UNESCO, ed ero in casa insieme al mio vicario, Don Loris, attuale rettore del seminario, al quale saltò su l'idea: ma perché non suoniamo le campane? E siamo venuti alle 10:15 a suonare le campane, come il sindaco mi ha chiesto di farlo anche questa sera, per manifestare quella che era un po' la partecipazione, la festa di tutta la città, anche perché tutti si sono chiesti a livello di telefonate, messaggi, che perché cos'era venuta, e la notizia un po' si è sparsa subito. Dopo torniamo anche con altri temi. Voglio chiedere una cosa a Ballock.
perché ha vissuto la proclamazione prima, no? Lavorando nella giunta Vuga, poi da sindaco. Quindi com'è stata questa crescita della candidatura che ha visto nascere fino poi alla confermazione e alla proclamazione? Ma è stata evidentemente un'avventura che abbiamo vissuto giorno dopo giorno nell'ambito di un progetto che aveva anche la necessità di compiere delle scelte dirompenti per una città come la nostra, che comunque è abituata ed era abituata a delle dinamiche che sicuramente non erano in quel momento ancora abituate a confrontarsi con realtà delle città d'arte, delle città storiche che già erano state iscritte nel patrimonio mondiale o che comunque avevano fondato il loro presente, la loro economia turistica proprio sul turismo. E quindi in quei momenti, subito dopo la mia proclamazione nel maggio del 2010, erano iniziate le ispezioni da parte dei commissari dell'ICOMOS che evidentemente dovevano verificare prima appunto di quello che poi sarebbe stato l'appuntamento di Parigi, che la città fosse effettivamente pronta e rispettosa di quello che era stato il dossier di candidatura e quindi degli impegni che la città di Cividale si era assunta nello specifico nei confronti della rete italiana e nei confronti dell'UNESCO. E quindi da qui tutta una serie di provvedimenti che evidentemente anche in città erano stati visti in un primo momento come delle forzature rispetto alle dinamiche che eravamo abituati come cittadini a conoscere, quindi l'allargamento della zona a traffico limitato, della pedonalizzazione, una serie di scelte che evidentemente hanno iniziato a trasferire il peso, la forza che l'UNESCO ha portato appunto in questi 10 anni già nelle piccole cose, nel modo di vivere che evidentemente noi cividalesi avevamo in questa città. E a fianco a questo, sempre a proposito di aneddoti, la ricerca di quelle alleanze che hanno appena raccontato sia l'assessore Gibelli che il sindaco Vuga erano già state fatte a livello di rete italiana con gli altri comuni, ma che a questo punto dovevano allargarsi anche rispetto a quelli che sedevano nella sede dell'UNESCO e che avrebbero dovuto votare e far sì che la nostra candidatura potesse effettivamente ottenere il riconoscimento. E da qui una serie di relazioni. Vedo Silvester Gaberšek che proprio aveva favorito i rapporti con il Presidente della Repubblica di Slovenia, Pahor, che avevo proprio incontrato 10 anni fa come oggi, nell'ambito appunto di quelle che erano le relazioni che noi chiedevamo potessero favorire questa candidatura che, voglio ricordare, era la prima candidatura a rete che veniva presentata a livello culturale in Italia e che quindi aveva il dubbio e la perplessità e il timore da parte nostra che potesse essere, per così dire, bocciata dagli altri stati, in quanto con un unico riconoscimento, così come poi è avvenuto, di fatto il sigillo UNESCO è stato, per così dire, suddiviso in ben 7 realtà italiane, e questa poteva essere letta come una solita italianata, no? Come la ricerca di una strategia che faceva sì appunto che il riconoscimento avvenisse non solo per un sito ma per più siti. Una cosa che invece è diventata un modello in Europa. Da questo nostro riconoscimento sono partite le candidature di rete, non solo nazionali ma anche transnazionali, e che sono andate a far sì che anche nei corsi degli anni successivi
come sindaco ho avuto l'opportunità e l'occasione di andare proprio, di girare l'Italia per raccontare alle università, per raccontare nell'ambito delle fiere, dei convegni, delle manifestazioni quello che è stato appunto la forza di questo nostro percorso, e al tempo stesso ha costituito un modello che, come ricordava il sindaco Vuga adesso, ha consentito anche a Palmanova qualche anno più tardi di poter essere iscritta. Grazie. Dottoressa Bonomi, da un punto di vista della gestione del patrimonio artistico, che cosa cambia far parte appunto di una città nelle liste dell'UNESCO? Beh, è un impegno che non finisce mai, sia per l'amministrazione comunale sia per il Ministero della Cultura, perché è un sito che va sempre mantenuto, al di là dell'applicazione del piano di gestione, che anche quello è un processo che non è ancora concluso, ma i beni vanno mantenuti. E c'è un impegno molto forte del Comune con il quale collaboriamo, per esempio a Santa Maria in Valle, proprio per il tempietto longobardo, ma abbiamo anche in programma interventi di riduzione della vulnerabilità sismica del Duomo, della chiesa di San Martino, per esempio. I colleghi della direzione regionale musei hanno interventi per il Museo Archeologico Nazionale. Questo è un riconoscimento del nostro Ministero per l'importanza del sito UNESCO, nella consapevolezza che non è un processo chiuso. Si può sempre fare di più e sempre fare di meglio, anche convincere la comunità sempre di più del fatto che avere non è solo una medaglia di cartone, ecco, è un privilegio, perché è un privilegio a livello mondiale, che ci mette a livello dei siti più importanti del mondo. Comunque, in vetrina, no? Una città in vetrina conosciuta, sì, appunto in tutto il mondo, come diceva lei. C'è a questo punto un altro momento della banda, vediamo se sono pronti. Due sono i brani che ci fanno, 1000 lire al mese e poi Male Gambe. Tutto bene, un ritardo dovuto a impegni di lavoro, non che c'erano quindi siamo arrivati tardi, poi la camminata dal parcheggio alza resistenza, comunque sì, era solo di lavoro. Ma tanto avevo mica capito la diretta. Avrei anche qualcosa su come era cominciato i rapporti. L'importante è arrivare, dai. Insomma, a me ha fatto piacere. Ecco. Ma risolto.
Grazie alla banda. Don Livio, una domanda, c'è la collaborazione con l'amministrazione, il rapporto, il confronto anche con i sindaci, com'è stato? Allora, innanzitutto è una situazione particolare perché il sito dell'UNESCO di Cividale comprende 2 enti pubblici e un ente canonico, riconosciuto dallo Stato, che è la parrocchia con dietro l'arcidiocesi di Udine. Inizialmente le cose erano partite con entusiasmo, forse me ne può dare testimonianza anche Stefano, quando insieme con l'allora direttrice del museo, la dottoressa Vitri, ci si trovava ogni 15 giorni, ogni mese, insieme per vedere un po' come portare avanti tutto questo progetto dell'UNESCO. Poi le cose poi questo entusiasmo? L'entusiasmo iniziale, come sempre, è andato un po' scemando, anche perché si chiedeva degli impegni abbastanza importanti. Ovviamente la parrocchia era più libera per rispetto, non so, a enti pubblici, come ad esempio uno dei progetti del programma UNESCO, l'unificazione degli archivi, che noi abbiamo gli archivi storici, parte nel museo archeologico, parte nell'archivio capitolare, spaccati in 2, e parte il comune. Uno dei progetti era questo, unificare gli archivi dal punto di vista storico e culturale, ma ci sono anche resistenze, mentre da parte della parrocchia c'è la piena disponibilità, penso che gli enti pubblici devono rendere conto a enti superiori. Certo, hanno anche altri... Sì. La burocrazia talvolta, come spiegava anche l'assessore Gibelli prima, può frenare alcuni percorsi. Sindaco Bernardi, ma l'entusiasmo, la volontà di portare avanti è senz'altro molto, molto grande, però è anche alta l'aspettativa e sono alte anche ogni giorno i traguardi che si devono comunque mantenere. Come fa? Ecco, proprio anche la sovrintendente, la dottoressa Bonomi, ha detto, no? Un piano di gestione ed un mettersi... Le chiedo se può sfilare la mascherina per rispondere, sì, così forse... Grazie. Un piano di gestione, comunque mettersi in discussione ogni giorno, perché il bollino che ci è stato dato non è per sempre. Anzi, proprio come diceva il sindaco Ballock, i controlli arrivano e quindi devi essere in grado di poter continuare un'opera, un lavoro che è stato iniziato. Però devo dire questo particolare, neanche un mese da quando ero diventata sindaco, Bonomi e Gibelli mi hanno chiamata a rapporto, Ecco, mi hanno chiamata a rapporto e hanno incominciato a dirmi: ma questo lo facciamo, ma questo non lo facciamo, come ci muoviamo? E anche se ovviamente eravamo in remoto, perché eravamo già dopo 10 giorni, mi avevano già chiuso tutto da quando ero stata nominata sindaco, mi hanno subito chiamato e abbiamo incominciato veramente un grande lavoro. Grazie. Quello è il primo esame. E cosa le hanno chiesto? Quali sono gli obiettivi? Era una parte del piano di gestione, come giustamente la Bonomi ha detto prima, che non era stato concluso, c'era una parte sulla quale, perché avete fatto quasi tutto, perché in effetti nei 10 anni dell'amministrazione Ballock tanto abbiamo fatto, perché quando si parla di sito UNESCO e del nostro patrimonio, non si parla solo del patrimonio longobardo dove ci sono i siti, si parla di tutta la buffer zone, si parla di tutta la città che deve presentarsi e che la sovrintendenza chiede che venga appunto poi messa in atto, quindi tanti passaggi. E quindi noi avevamo fatto molte cose, devo dire la verità, anche questa apertura del Palazzo dei Nobis, merito del sindaco Ballock, con l'aiuto della sovrintendenza, qui appunto vedo anche il dottor Camurlotto, cioè è stato un percorso lungo per poter arrivare, però anche questo fa parte di un piano di gestione, la città che si mostra con la cultura e con la sua bellezza al mondo e che ogni giorno deve mettersi in discussione. E quindi quel giorno mi hanno detto: guarda che ci sono degli edifici che forse non sono tanto belli, la Gibelli mi dice: i soldi io te li do,
per lo studio di fattibilità. La Bonomi mi risponde: bene, io ti darò una mano a livello ministeriale, e siamo andati avanti, e difatti diciamo che nell'arco di 10 giorni una prima cosa ero riuscita a farla a livello di UNESCO, e quindi è stata una soddisfazione. È bello lavorare con le persone determinate che quando ti dicono una cosa la fanno, e a me piace lavorare in questo modo, e con loro sono partita bene, e quindi ogni giorno in discussione con tutta la mia squadra, in discussione con tutti i miei assessori, con tutti i miei consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, perché tutti amiamo la nostra città e tutti vogliamo mostrare al mondo intero le nostre bellezze, con le nostre conservazioni, con le nostre manutenzioni. Teniamo presente che tanto è stato fatto, ma proprio in occasione del decennale, quando andrete al monastero, e l'assessore Gibelli ha già visto in anteprima, verranno restaurati degli stacchi che nel 1953 erano stati tolti dal tempietto, portati nel sotterraneo del monastero. Noi adesso, e quindi questo è un primo passo, sempre ovviamente legato a quello che è la valorizzazione dei siti, metteremo a restauro, e lo restaureremo come abbiamo fatto con il restauro degli stalli lignei, quindi il laboratorio aperto, visibile al turista, e nella chiesa di San Giovanni quindi allestiremo anche questo. E questo gioiello l'ho voluto far vedere in anteprima proprio ieri alla Gibelli. Perché sono nata nel 53 e infatti mi chiedevo, ma io perché questi non li ho mai visti, che ci sono venuta fin da piccola, proprio quell'anno li hanno tolti. Difatti mi continuava a dire: ma come, non è possibile, io sono venuta, non me li ricordo, eccetera eccetera. Abbiamo incominciato, grazie a Tracanelli, siamo riusciti a capire che era il 1953, l'assessore Gibelli lo ha detto, e quindi lei ha detto: ah, ecco adesso, e quindi riportiamo in luce anche questo. Questo è tutto un percorso che, diciamo, nei primi 6-8 mesi cominciamo a porre in essere, sempre legato a tutto il percorso di raggiungimento dell'obiettivo, conservazione e sviluppo, e io devo continuare insieme a tutta la città, perché tutta la città lavora. Quindi continuano, come dire, i collegamenti con l'assessore Gibelli anche, che chiede la cittadinanza onoraria. E rimango... Buga, voleva intervenire? Sì, c'è ancora un aneddoto, siccome mi hai chiesto prima di ricordare la questione della valigia, c'è ancora un aneddoto che nessuno ha ricordato qui. Dopo aver risolto i problemi già citati positivamente con Brescia, lo sviluppo della candidatura, e ricordo l'incontro con il ministro Urbani per i beni e le attività culturali nel 2003, e poi l'indicazione del sottosegretario Bono con delega UNESCO, che ci ha indicato la via dei siti seriali. Però eravamo a un ottimo punto, assessore Gibelli, con la candidatura che era della Langobardia Maior, così era partita, quando un potente ministro, attuale sindaco di Benevento, a cui io ho lanciato alcune strali, devo dire, quella volta, che si chiama Mastella, sapendo che c'era questa candidatura, l'ha bloccata, perché ha detto: e noi chi siamo del Sud? E quindi nel giro di pochissimi mesi abbiamo dovuto iniziare a girare nel Sud Italia per cercare i siti longobardi. Ovviamente lui vive vicino a Benevento, di cui è sindaco, e poi c'era Monte Sant'Angelo, e poi Campello sul Clitunno, e poi Spoleto, insomma e in pochissimi mesi abbiamo dovuto allargare la candidatura, ed è stato alla fine un bene. Eravamo spaventatissimi quella volta, ma non si poteva dire invece di no poi a questo ministro. La situazione si è rovesciata. Sì, si è rovesciata, e questa è stata veramente la storia del periodo della dominazione longobarda in Italia, che è una storia rivalutata grazie a questa candidatura, ma dobbiamo ancora ricordare, guardando quel palazzo, grazie alla grandissima mostra del 1990 sui Longobardi. Qui c'era la piazza con le file delle persone che per tutto l'anno sono venuti a visitare questo bene. Straordinaria quella mostra, un momento d'oro di Cividale. 1990 la mostra sui Longobardi, 1991 Mittelfest,
che è di questi giorni. E poi, a proposito di Brescia, ed è per questo che l'aggancio c'è stato, Brescia ha organizzato un'altra grandissima mostra nell'anno 2000 che aveva come titolo Il futuro dei Longobardi. Sono stati 2 momenti importantissimi e anche la documentazione, i testi pubblicati hanno dato un forte contributo, direi, di rivalutazione di questo popolo di barbari. Anche qui a Cividale qualcuno mi rideva in quel periodo, cosa candidi i barbari? Invece questo popolo ha dimostrato anche una capacità di assimilazione culturale e di sensibilità artistica di straordinario livello. Il tempietto longobardo è il patrimonio dell'alto medioevo più straordinario che esiste. Assessore Gibelli, grazie Luca, l'avevo tirata in ballo prima perché volevo fare 2 domande in una. La prima, come la Regione sostiene le città, abbiamo fatto l'esempio di Cividale, però poi abbiamo citato anche Palmanova e altre città che comunque hanno nel nostro territorio una storia importante. E la prima domanda è questa. E la seconda è, cioè, lei proprio nei giorni scorsi ha presentato uno studio, no, sul fatto che ci sono delle ricadute economiche per quanto riguarda la cultura, quando poi la cultura viene incanalata e supportata. Ecco, qual è l'importanza anche di queste città nel territorio, il piccolo, tutto sommato come il nostro, però che ha questa fortuna di avere questi piccoli gioielli? Allora, la prima domanda posso rispondere molto velocemente. 2 anni fa il Consiglio regionale ha votato, se non mi ricordo male, all'unanimità la legge che avevo proposto di supporto e sostegno dei nostri siti UNESCO. Se all'unanimità lo chiediamo al Presidente del Consiglio che è qui, conferma. E perché? Perché noi abbiamo 5 siti che hanno la tutela UNESCO. Uno è quello delle Dolomiti Friulane e uno è in realtà c'è solo Aquileia che è un sito a sé stante, gli altri sono tutti cosiddetti siti seriali. Dolomiti Friulane sono patrimonio ambientale e paesaggistico, eccetera eccetera. Poi c'è Palmanova, mura veneziane, ce ne sono tante di mura veneziane in giro. Tra l'altro avremo anche il problema di chiedere l'allargamento a Gradisca perché non erano riusciti a rientrare, perché il sindaco Martinez è bravo a girare sui tornanti ad alta velocità e quindi lui era riuscito ad infilare l'ultimo pertugio utile. Ma adesso stiamo addestrando anche gli altri sindaci a guidare bene sui tornanti e quindi mettiamo a posto anche delle altre mura. Poi c'è un sito palafitticolo dell'Arco Alpino che insiste sul territorio di 2 comuni, uno dei quali è quello dove io abito, ma no, c'era già il sito palafitticolo prima che arrivassi io, e anche il patrimonio UNESCO, anche se incidentalmente mi è occorso di occuparmi anche di quello dalla Lombardia, e Cividale. Quindi abbiamo ragionato sul fatto che Aquileia comunque è molto ben sostenuta anche a livello centrale, circostanza che nessuno mette in discussione perché era una delle più grandi città dell'impero, e tanto ancora dobbiamo tirar fuori. E adesso la dottoressa Bonomi si diletta anche di procedure, di gare, di bande e di appalti, perché abbiamo creato l'ufficio unico di Aquileia proprio perché si riuscisse a spendere i denari che il Ministero ha riservato ad Aquileia e che se no avremmo dovuto restituire perché non c'era modo di fare queste gare, queste procedure per carenza di personale amministrativo. Dolomiti Friulane hanno una loro fondazione. Dolomiti Friulane fanno parte del complesso delle Dolomiti, hanno una loro fondazione e quindi avremmo avuto 3 figli di un dio minore, non era giusto, abbiamo sistemato. Perché mi sono persa l'altra domanda nel frattempo. La ricaduta, lo studio che ha presentato... No, ecco, Grazie, allora, Sindaco. abbiamo presentato la prima parte di uno studio alla 5ª commissione consiliare. La prima parte consiste nell'analisi dell'impatto degli eventi. È fatta il professor Guerzoni della Bocconi, che per la prima volta si cimentava con una regione autonoma che quindi ha capacità impositiva diretta. E i risultati hanno sorpreso lo stesso Guerzoni, che pure da anni lavora sull'economia della cultura. Perché
per ogni euro investito Mittelfest è stata una delle cavie, e abbiamo deciso che le cavie godranno dello Ius Prime Noctis, quindi avranno il software che serve per misurare questo ritorno economico. Per ogni euro speso il ritorno è da 3 euro per le cose più circoscritte, più di livello locale, ai 9,8 euro di Pordenone Legge. Ma adesso ci sarà la seconda fase dello studio, cioè l'impatto dei musei, delle mostre e dei siti UNESCO. Siamo partiti con gli eventi perché era già più facile ragionare sul rientro immediato, ma adesso passeremo alla seconda fase, nella quale coinvolgeremo molti piccoli musei della regione anche nelle zone montane. Grazie. Voglio fare la stessa domanda alla dottoressa Bonomi e a Monsignor Carlino. Cioè, le presenze nei musei della città sono cambiate? Cioè, avete visto comunque un incremento anche di turisti che comunque sono venuti in città in questi ultimi anni? Non deve chiederlo a me questo, perché le sovrintendenze non hanno più competenza sui musei. Ci sono degli istituti appositi del nostro Ministero che si chiamavano poli museali, adesso Direzione Regionale Musei. E quindi questa è una domanda che secondo me dovrebbe essere posta per esempio alla direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, cioè la dottoressa Borzacconi. Io non ho assolutamente il polso dei visitatori. Quindi in generale un cambiamento da questo punto di vista questo non lo sono sa. Assolutamente in grado Il sindaco di dirlo, però conferma. è fuori dai miei Il sindaco orizzonti. dice di sì. Sentiamo Monsignor Carlino. Nei primissimi anni c'è stato un incremento dei visitatori al Museo del Tesoro del Duomo, una presenza anche dall'estero abbastanza interessante. Il nostro problema è che lo spazio museale che noi abbiamo, che riguarda quella che è la realtà religiosa della cultura longobarda, è uno spazio molto stretto e non c'è la possibilità di un rinnovo di questo museo, portando anche nuove opere o opere che sono in deposito da altre parti. Noi personalmente, non l'ho mai detto pubblicamente, ma una volta Monsignor Arcivescovo mi ha suggerito: ma perché la chiesa di San Francesco non diventa il polo museale della fede delle nostre valli e pertanto anche della storia di fede dei Longobardi? Anche perché è una chiesa che molti chiedono di visitare, ma non riusciamo ad aprirla sempre, perché è una chiesa che ha i suoi affreschi, le sue stanze molto belle, e lì anche, tra l'altro, adesso è già una mostra permanente che è quella delle reliquie del patrimonio delle Benedettine, delle Benedettine prima, poi Orsoline, e poi Orsoline che si sono appropriate di quello delle Benedettine. E pertanto c'è un po' questa idea, ma è un'idea, perché le idee sono belle, poi bisogna la concretezza e anche le possibilità finanziarie in merito. Il sindaco prima annuiva, quindi cioè, lei ha la percezione che comunque è cambiato anche, sono cambiate anche le presenze turistiche in città. Sono cambiate le presenze turistiche, sono aumentate. È chiaro che nei primi anni, quando ovviamente abbiamo ottenuto questo grande risultato, c'era anche una attenzione ovviamente su Cividale per la novità e per venire a vedere i siti. Abbiamo anche lavorato con il biglietto unico proprio per poter dare la possibilità al visitatore, al turista, di poter fare il giro su tutti e 3 i siti. Abbiamo notato un aumento, noi con il Tempietto Longobardo veramente abbiamo visto i numeri crescono. Non possiamo far riferimento a questo ultimo anno e mezzo perché chiaramente siamo stati più chiusi che aperti, però fino all'anno scorso noi comunque abbiamo avuto sempre un aumento del turista che già era cambiato come suo impatto. Era un turista che cercava le emozioni. A Cividale le emozioni le trovi. Cividale trovi le emozioni non solo grazie ai Longobardi che ci hanno lasciato
dato una testimonianza della bellezza che noi vogliamo continuare a portare avanti, non solo con i Longobardi ma con tutte le nostre bellezze, ma anche queste emozioni territoriali. E difatti adesso, proprio ultimamente, stanno parlando di questo turismo che si lega molto al territorio e quindi alle bellezze nel suo insieme. Io questo aumento l'ho percepito e ce l'ho perché comunque precedentemente con il sindaco Ballo ero assessore al turismo, e adesso l'anno scorso in agosto, appena ci hanno riaperto, avevamo la città veramente con tantissima presenza turistica. Non abbiamo più avuto le corriere, o comunque sono più limitate, però tanta presenza invece di un turismo slow, di un turismo che si trasforma. Grazie. Allora, io saluto chi ci sta seguendo in diretta TV su Telefriuli. Rimanete pure qui perché proponiamo 2 brani ancora della banda e poi la diretta in televisione sarà conclusa. Noi invece continueremo perché comunque ci sarà un altro momento di questa serata. Grazie alla banda. Sindaca Bernardi, introduciamo la mostra Incantamenti e chiamiamo anche il maestro Romano. Cosa dice? Vediamo dov'è il maestro Alessandro Romano, che così sta salendo. Prego, buonasera. Buonasera. Allora, intanto prego. Volevo ringraziarvi
per la vostra presenza. Volevo ringraziare coloro i quali ci hanno intrattenuti insieme a me in questo momento celebrativo, in questa cerimonia celebrativa. E noi come amministrazione volevamo raccontarvi quello che era successo, perché tutti i cittadini, tutti noi cividalesi siamo orgogliosi di essere patrimonio dell'UNESCO, ma alle spalle c'è stato un lungo lavoro, un lungo impegno e anche ovviamente tante reti che si devono mettere insieme, perché vedete il sito seriale è una rete. Da lì abbiamo imparato che bisogna lavorare in squadra, lavorare in rete, lavorare in squadra e crescere, o come ha detto meglio ieri l'assessore Gibelli, fare sistema. E noi l'abbiamo fatto, qui il presidente del Mittelfest che proprio ieri ha voluto per farci anche un dono, no? E in occasione del vostro decennale apriamo Mittel Young, i giovani che si propongono in città con tantissimi spettacoli che vi invito a vedere. Qui c'è il nostro ufficio Informa Città, ci sono gli eventi che in questa settimana si tengono per il decennale, ci sono gli eventi che si tengono anche in occasione del Mittel Young, del Mittelfest poi successivamente, e anche gli eventi che sempre in collaborazione in rete con la Fondazione De Claricini, di cui mi parlava prima proprio la dottoressa Bonomi, stiamo realizzando. Quindi lavorare insieme ed è una grande squadra, e ovviamente tutti i miei assessori, tutti i miei assessorati hanno lavorato per darci questa opportunità, e anche qui l'assessorato alla cultura ha voluto fare un regalo alla città di Cividale, ha voluto realizzare una mostra che è un incanto nella città e che diventa un incantamento. E il maestro Alessandro Romano oggi, proprio al termine di questo incontro celebrativo ufficiale, ci invita ad un percorso. Prego, maestro Romano. Grazie. Pronto? Si sente? Sì, funziona. Che non vi allora, io oso credere che la marcia trionfante dell'Aida non sia un caso, no? Voglio dire, perché in un luogo così bello, così pieno di... Deve tenere il microfono un po' più vicino per cortesia. Dai, perché voleva rivolgersi a me, mi sposto io senza darvi... Ecco, scusate, così parliamo al pubblico anche. Si sente? Sì. Ecco, devo tenerlo più. E dico, quindi in un luogo straordinario, così ricco di cultura, e aver assistito stasera a queste testimonianze che hanno lottato così forte per avere, come dire, la possibilità di garantire, di proteggere, eccetera, a me che sono dall'altra parte, perché io produco arte, voglio dire, questa cosa rasserena molto, perché il futuro vuol dire che sarà, io mi auspico che sia sempre frequentato da personaggi così determinati, con una cultura così elevata. Per me voglio dire, è aumentata ancora la soddisfazione di essere qui. Ho incontrato un popolo che fra l'altro conosco, perché per varie ragioni conosco e amo, e quindi stasera ancora di più. Se voi avrete piacere io vi racconterò alcune cose, che sono alcune opere che sono esposte nella città, sono divise. Nella quadreria abbiamo tutta una rivisitazione dell'arte della Via Dolorosa, e invece in altre parti della città abbiamo altre opere che sono storiche, legate alla cultura greca, al mito, all'incantamento, eccetera. Quindi volentieri vi farò da guida, approfittiamo che sono qui, e quindi vi aiuterò a capire alcuni atteggiamenti, alcuni ermetismi che potrebbero sembrare inconcepibili o incomprensibili. Va bene? Ma maestro, scusi, ma dove ci porta come primo percorso? Perché noi adesso ci alzeremo e dove la possiamo raggiungere? Dunque, intanto qui abbiamo una coppia di opere, sono due colonne, una dedicata al corteggiamento e l'altra agli amori della vita. Corteggiamento perché queste due opere fanno parte, naturalmente non ho potuto portare tante altre cose, però alcuni elementi che fanno riflettere
sul fatto dell'archeologia dei sentimenti. Parliamo di archeologia e viene quasi spontaneo pensare che oramai i giovani, la società tende a dimenticare dei sentimenti che sono alla base dell'amore, l'incantamento per esempio, però dovremmo parlarne lì davanti, e quindi poi parleremo di questo. Poi andiamo a vedere, dato che siamo nei paraggi, vorrei portarvi a vedere la Via Dolorosa, che è una rivisitazione della Via Crucis molto più approfondita e che è stata utilizzata da Papa Francesco nel 2017 per raccontare la Via Crucis al Colosseo. Quindi un'opera ardita, voglio dire, c'è una croce spezzata, quindi tante cose da dire, insomma, su cui riflettere. Con questa mostra noi inauguriamo anche la quadreria. Grazie agli interventi e al supporto della Regione siamo riusciti a completare anche quest'ala, e quindi il decennale ha un'apertura della quadreria che viene valorizzata da queste opere del nostro maestro, che ha amore e passione, e vorrei che a tutti noi ce li trasmettesse proprio in occasione del decennale. Quindi adesso noi salutiamo il pubblico. Bene. E ci spostiamo verso il monastero di Santa Maria in Valle, vedremo la quadreria. Va bene. Va bene? Sì, bene, benissimo. Perfetto. Bene. Grazie, allora ci spostiamo là. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.